Chiedo subito com'è nata questa idea di raccontare questo percorso che hanno portato a questo riconoscimento internazionale per la città di Padova. Beh, Giotto nasce come il primo autore che a tutti gli effetti si studia nella storia dell'arte. È colui che muove i suoi passi nel Medioevo e chiude in realtà il ciclo del periodo medievale. Quindi è il primo vero artista che conosciamo, che riconosciamo. Nel nostro percorso di racconto della storia dell'arte, quindi passando dal Rinascimento alle epoche più moderne, ci sembrava opportuno quindi fare un passo indietro, vedere da dove tutto ciò parte. In questa dimensione incontrammo ormai 3 anni fa l'assessore Colasio, assessore alla cultura, colui che ha redatto peraltro il dossier di candidatura dell'UNESCO per la città di Padova, per il ciclo degli affreschi trecenteschi, parte attribuiti a Giotto, parte invece alla sua scuola. Nasce quindi questa idea di raccontarla. Quindi oltre al documentario che magari alcuni saranno stati sicuramente già fatti sulle opere di Giotto, c'è anche un racconto di quello che è accaduto con la candidatura UNESCO? Ci sarà il percorso in cui spiegheremo, grazie all'intervento appunto dell'assessore che sarà un po' il nostro mentore in quanto profondo conoscitore insieme ad altri esperti, ci sarà quindi il percorso certamente dell'UNESCO da una parte per capire quali siano stati gli elementi per i quali l'UNESCO abbia poi deciso di attribuire questo valore. Ci sarà anche un racconto, oltre alla storia dell'arte e al percorso artistico che potremo vedere, che si può vedere a Padova, anche delle signorie, quindi l'idea che porti al Rinascimento. Il titolo infatti sarà Urbs Victa, Giotto e il sogno del Rinascimento, perché in effetti questi mecenati, dai Carraresi ai Lupi di Soragna eccetera, sono coloro che hanno per primi sostenuto l'arte in quanto espressione della propria magnificenza eccetera, cosa che poi troveremo nel Cinquecento a Firenze, alle corti fiorentine piuttosto che papali,